Rompiamo il ghiaccio? Lo facciamo? Buonasera! Buonasera Cormons! Ciao da parte dell'Uni3, ciao! Aspettavo il via da parte del Presidente per iniziare questa pomeriggio barra serata davvero particolare. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti questi ragazzi che sono venuti da noi a trovarci. Un applauso ai nostri studenti! So ragazzi, allora siamo qui per un motivo davvero particolare, per ricordare e festeggiare il 30° anno accademico dell'Uni3. Questa sera quindi conosceremo un po' più da vicino, grazie a uno spettacolo amatoriale, ma sono bravissimi, anche perché c'è qualcuno che per la prima volta calca il palcoscenico. Quindi durante questo spettacolo vi racconteremo un po' che cosa succede all'interno dell'universo dell'Uni3 di Cormons e quali sono i corsi, cosa si fa, ma soprattutto l'amicizia e i legami che si creano e che escono al di fuori delle lezioni. Ovviamente questa università è speciale perché non ci sono mai esami, ma ci sono solo grandi risate e si imparano delle cose davvero interessanti. I corsi ce ne sono tantissimi, ma Alessandra Fazzino, che è la regista di tutto questo, ha praticamente creato una compagnia teatrale dal nulla e sono bravi. È quella che la cosa che è incredibile, che durante le prove generali io li ho visti, sono bravissimi. Innanzitutto, insomma, il coro, abbiamo un coro che manco 4-4 Nora Orlandi se lo poteva sognare, guardatele, tutte di Verde Speranza. Poi, chitarristi, non vedo l'ora di ascoltarli. Bene, ci siamo, questo ci serve, vero, per lo spettacolo? Andiamo quindi a conoscere più da vicino la realtà dell'Uni3 con questo spettacolo che si chiama Sempre Verde Uni3, 30 anni di Savé, amicizie e passion. Buon divertimento! Così il microfono. Tabelline, uffa nonno, ma quanti anni di scuola devo ancora fare? Dipende. Ma ti dirò un segreto. La scuola più bella comincia quando credi di aver finito di studiare. Come sarebbe? Dopo la scuola cosa fai? Studi ancora? Sì, certo. Io vado all'università della terza età di Cormons. Ma ti danno anche i voti? No, per fortuna no. Conduci piconsco e vudi piccioli. No, lì non si danno voti, ma si conquistano sapere ed amicizia. Ma se sei in pensione? Appunto, è il momento migliore per imparare con calma, con gli amici, per scoprire cose nuove. Sai, non si finisce mai di imparare. Sono passati 30 anni. Era la fine dell'estate del 1995, quando il dottor Michele Di Maria si trovò davanti una locandina che pubblicizzava l'inizio dell'anno accademico dell'Università della Terza Età di Gorizia.
E quindi si recò dal vice sindaco Maria Grech. Quando tornava mio padre sentivo le voci, dimenticavo i miei giochi e correvo lì, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarmi io solo qui. Poi mi mettevano a letto finita la cena, lei mi spegneva la luce e andava via. Io rimanevo da solo ed avevo paura, ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via di là. Quelle giornate d'autunno sembravano eterne. Chiedevo a mia madre dov'eri tu, quando chiedevo a mia madre dov'eri tu, che cos'era quell'ombra negli occhi suoi. Io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi. Rimanevo a pensare e rimanevo a pensare mi manchi tu. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via di là.
Imminente inizio dell'anno accademico dell'Università della Terza Età di Gorizia. Che bella idea, la voglio condividere con gli amici. Ciao Michele. Ciao Maria. Come va? Bene, bene, grazie. Ciao. 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 Ho avuto un'idea meravigliosa. Sentiamo. Abbiamo bisogno di un posto dove ritrovarci per imparare e per non sentirsi soli. Un'università per chi ha ancora fame di sapere. Certamente, mi sembra una bellissima idea, però qui abbiamo bisogno di una sede, uno statuto, insomma, capire come funziona. Dobbiamo formare un comitato promotore e darci da fare. Se Certo. siamo tutti d'accordo. Sì, E se la chiamassimo Università della Terza Età di Cormons, suona bene, vero Maria? certamente Pietro. Immagina cosa sarebbe. E così comincia questa storia, una storia di 30 anni, di curiosità, di amicizia, di passione, una storia di 30 anni per Cormons e la sua università della terza età. Nasce così, da un'idea semplice ma luminosa: imparare sempre insieme. It's easy if you try. No hell below us.
Nel cuore di Cormon c'è un posto speciale dove ogni anima trova un rifugio ideale. Le lezioni della vita sono qui da studiare. Sul palco della terza età si imparano segreti, tra alti e bassi, risate e misteri concreti. In questa università fioriscono i cuori inquieti. La scuola della vita non finisce mai. Cormons è un'isola dove l'amore è re. Impariamo dagli altri più di quanto possiamo dare. Voliamo sopra i confini del tempo, le età si mescolano in un firmamento, la saggezza abbraccia ogni momento. La scuola della vita non finisce mai. Cormons è un'isola dove l'amore è re. Impariamo dagli altri più di quanto possiamo dare. Va fuori. Mica. Mi hanno taggato! Hai fatto un backup? Oh, intanto scarico l'app. Cambia browser. Tony, ma ti rendi conto di come stiamo parlando? Ah, non sta dimmi, per Aulis che non lo sapevi neanche pronunciare. E sentivo dire dei miei nipoti, ma per me era come arabo. E adesso navighiamo come esperti marinai. Potremmo fare gli hacker e superare le code per le visite al CUP. Vieni che... Prima io. Un corso di pittura senza amici è come un cielo senza blu. Ogni pennellata è un piccolo capolavoro, anche se sembra solo uno scarabocchio. Con ago e filo aggiustiamo le stoffe e un po' anche le giornate. Va bene. Qui un bottone che salta non è un problema, è solo una scusa per chiedere aiuto.
saggia. Quando lavoro alla ceramica mi sento utile, ma quando ridiamo tutti insieme mi sento felice. Qui nessuno giudica. Se una tazza viene storta, diciamo che è artistica. In questo corso le mani lavorano piano e le parole tengono compagnia. Ogni tessera è importantissima, come lo è ogni persona iscritta all'Uni3. All'inizio sbagliavo sempre, poi ho capito che sbagliavamo insieme ed era più facile. Con questi fili facciamo merletti, ma intrecciamo anche amicizie. Ogni pezzo di legno custodisce una storia e noi la liberiamo piano piano. Il legno ci insegna che creare significa far emergere ciò che è già lì. Perfetto, volevo semplicemente dirvi che, e vi siete accorti, di una carrellata di laboratori creativi che poi ha lasciato lo spazio ai nostri linguisti. Avanti! Allora questo cambiamento fa sì che noi immediatamente capiamo che tu passi il gelato agli altri. Perfetto, perfetto, benissimo. Assisterete ad una traduzione simultanea delle loro dichiarazioni. Prego. Good afternoon, everyone. I'm so sorry. I'm afraid. I'm only a student of Uni3. Ok. L'inglese non è perfetto, ma la sicurezza è da madrelingua. Perfetto. Bonjour, je parle français, mais seulement quand je suis courageuse. Lei parla francese, ma solo quando si sente coraggiosa. E oggi, Cheryl, sei coraggiosissima. Prego. Yo hablo español, pero mi boca habla italiano. Parla spagnolo, ma la sua bocca fa quello che vuole. Sapete nelle diete che succede la stessa cosa? Ich spreche Deutsch. Aber langsam, sehr langsam. Lei parla tedesco, ma lentamente, così capisce quello che dice. Jaz govorim slovensko, ampak uporabljam tudi roke. Lei parla sloveno, ma usa anche le mani perché si sa, quando la parola manca, si gesticola in tutte le lingue. Non sta a casa a fare la mummia, venga all'Uni3. Wow! Pensate, era un accanito osservatore di cantieri, ma adesso predica benissimo. Complimenti. Il nostro amico. Ti seguo. Al fughe, Maltai Divin, arriva sempre in tempo. Non serve traduzione, viva la Bobon! Evviva!
Grazie. Uni3 has a good teachers with good vibes and are mother tongue speakers too. Traveling open the mind, that is true. But when you are abroad, you also need a bit to ask for what you need, even if it's just a simple cup of coffee. Learning a new language remove barriers. Io ripeto sempre che tutto si impara, nessuno è nato maestro in nessun campo. Tout s'apprend, mais quand on va à l'étranger, vaut mieux savoir quelques mots pour se débrouiller. Je vous souhaite aussi une très bonne soirée. Enjoy! di realtà vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere con te, l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente, niente. Oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente, mentre stretto
col sole in fronte, e felice canto, beatamente, voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente, niente. Oggi amo veramente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amore. La fiorita delle piante me ne allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me, canto per me, canto per me, canto per me. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music up. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music up. Grab another bottle, party with some models, fast cars, superstars, meet the club tomorrow. Grab another bottle, party with some models, fast cars, superstars, meet the club tomorrow. Fast cars, fast cars, superstars. Let me see you shake it and turn the music up. One love up in the club. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music up. Grab another bottle, party with some models, fast cars, superstars, meet the club tomorrow. Grab another bottle, party with some models, fast cars, superstars, meet the club tomorrow. Fast cars, fast cars, superstars. Now let me see you shake it and turn the music up. Ancora un applauso per i corsi Star bene con se stessi di Edda Bignolini e i corsi di ballo di Sherry Wilson, Anna Rita Tomat e Fulvia Torresan. Mi sono divertita dietro le quinte. I corsi all'Uni3 sono una finestra sul mondo, sono un ponte tra passato e presente e tra la mente e il cuore. Ogni giorno all'Uni3 i corsisti vivono qualcosa di meraviglioso grazie ai loro insegnanti, perché comprendono che l'età giusta per imparare è quella che hai oggi. È vero, credete mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la grande voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle
spalle. Forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, Meraviglioso, di quanto il mondo sia meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, Ti hanno inventato il male. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole. La vita, l'amore, meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te. Luce, l'abbraccio, il viso di un bambino. meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il male. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole. La vita, l'amore, meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso, notte, ancora, sapore della vita. meraviglioso, Trent'anni sono passati, ma l'entusiasmo non ha rughe. Questa università non è solo un luogo, è una luce che continua a diffondersi. Ogni esperienza forma e ogni errore insegna. Camminando insieme non guardiamo al traguardo, conosciamo noi stessi e le persone che ci stanno accanto. Insieme amplifichiamo la forza e l'amore per la vita. Cara Gaia, questo è solo un esempio di tutto quello che viene insegnato ed imparato qui. Hai capito adesso quanto importante sia questa università della terza età? Sì, nonno, ho capito. Anch'io un giorno verrò all'Uni3 di Cormons. Brava Gaia. Mentre la bambina ascolta e guarda il nonno, capisce bene che la scuola più bella è quella che non finisce mai.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I having a good time, having a good time. Dagli Savè, amici e Passions, hanno partecipato il nonno Graziano Stefanutti, la narratrice Cristina Vidani, venite, gli attori ed i poeti Michelina Piccolo, Andrea Gremese. Venite ragazzi, senza problemi, man mano che vi chiamo. Cinzia Becciato, Hermes Don, Enrica Venuto, Maria Grazia Di Pasquale, Dalila Guzic, Gianni Bon, Nicola Bernardis, Claudine, di cui non sappiamo ancora il cognome, i figuranti dei laboratori, Biancozzi Enza, Derivo Mariuccia, Chiaromonte Orietta, Jedricka Dorota, Caterina Ursi, Godeas Nicolino, Bruno Tonasso e Vanona Antonella, la maestra di mosaico Isabella Montina, la maestra di tombolo Donati della Lunga Bruna, la maestra di cucito creativo Spanghero Francesca, il maestro di pittura Maurizio Fava, la maestra di pittura Maria Bonini, il maestro di ceramica Zamparo Giorgio, il maestro di intaglio legno Zuppel Luigi e ancora i corsisti di lingue, gli informatici, il nostro fantastico coro diretto dalla maestra Cristina Del Negro, i corsisti di chitarra diretti dal maestro Alessandro Spessot, i corsisti di ballo diretti da Shari Wilson, Anna Rita Tomate e Fulvia Torresan, i corsisti di Star Bene con se stessi diretti da Edda Bignolini. Ma non è finita qui, perché abbiamo ancora da ringraziare la maestra e anche factotum Daniela Lenardi, braccio destro di tutto quello che avete visto, al quale diamo, ecco, un presente e un grazie il signor Franco Dino e la signora Verena Zuc per il contributo video, il service audio e luci Scudo Service, in particolare il signor Giorgio Colugnatti ed il signor Gino Marchi, il sindaco di Villesse Flavia Viole, la dirigente dell'istituto Cesso Bacor di Romans di Sonzo, Donatella Gironcoli oh mamma mia, ma è difficilissima questa, Donatella Gironcoli de Steinbrunn, giusto? Per la concessione fondamentale di tutte le attrezzature tecniche. Ed infine un ringraziamento speciale va al fantastico direttivo dell'Uni3 e a tutti coloro che si sono impegnati per portare in scena questo spettacolo che è stato ideato e curato dall'insegnante dell'istituto Macor, istituto comprensivo Macor, Alessandra Fazzino, che invitiamo a venire qui sul palco. Ed inoltre un super applauso alla piccola Gaia Cisilina, la nostra piccola grande superstar Gaia. Beh. E un applauso alla nostra Penelope Folin. Grazie. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie a loro. Sono stati fantastici.
Vi ricordo che adesso, dopo il gran finale, andremo a fare uno spuntino e un grande brindisi presso la Canonica qui, va bene? Allora noi ci vediamo lì, ma vi lascio con una fantastica coreografia. Grazie Uni3, grazie Cormons, ciao! Un passo avanti il cuore si sveglia, tra libri e sogni la mente si tuffa, la luce del sapere ci scalda ogni giorno. Università della terza età, dove il tempo non ci fermerà, vieni e scopri chi sei già. Università della terza età, dove il tempo non ci fermerà, vieni e scopri chi sei già. Il passato danza con il presente, ogni pagina è un ponte lucente. Siamo viaggiatori di un'età splendente. Non è mai troppo tardi per riaccendere i sguardi. Università della terza età, dove il tempo non ci fermerà, vieni e scopri chi sei già. Università della terza età, dove il tempo non ci fermerà, vieni e scopri chi sei già. Canti e risate riempiono l'aria, uniti dal sapere nessuno si separa, le ore volano come farfalle nel vento. Università della terza età, dove il tempo non ci ferma.